La criminalità organizzata, che ormai non è più solo nelle grandi città, ma è ovunque, ne avete tutti percezione non solo come operatori di polizia locale, ma anche come cittadini. Dove radica le proprie attività? Mica più nelle rapine, mica più nei sequestri di persona, come negli anni '80. Dove si radica? In attività imprenditoriali, di commercio, di edilizia, di trasporto di inerti, di scavi. Quando si fa l'attività di polizia stradale, ci sono diversi modi per farla. Ci si può limitare alla verifica del rispetto o della violazione delle norme di comportamento, o si può essere un pochino più curiosi. E quindi, quando si approccia il controllo di un veicolo, andare un po' oltre quello che è il normale controllo adempimentale. Verificare da dove viene, dove è diretto, che tipo di merce trasporta, chi è il conducente. Allora ci sono vari step che ormai sono diventati familiari quasi a tutti noi, ad esempio il controllo dei documenti di circolazione, dei documenti di identità, anche oltre alla legittimità formale, no? Tutto il tema dei falsi documentali ormai è un patrimonio, credo, quasi universalmente diffuso, fortunatamente, tra i comandi, i corpi e i servizi di polizia locale. Ma è un dato molto importante, perché l'elemento documentale è un elemento fondamentale nell'esercizio dell'attività criminale. Ad esempio, fare dei servizi di controllo documentale d'intesa con i colleghi degli sportelli anagrafici che ricevono, ad esempio, le richieste di iscrizione anagrafica da parte di stranieri che arrivano con documenti completamente falsi, si iscrivono anagraficamente, ottengono una carta d'identità validissima e da quel momento circolano liberamente sul territorio dell'Unione Europea. Quindi, attraverso gli uffici anagrafe di comuni preferibilmente piccoli o piccolissimi, si fa un'azione di ripulitura di situazioni documentali false. Di questo non possiamo dare la colpa agli impiegati dell'anagrafe, che poveretti hanno già mille altre cose da fare. Ma se a fianco all'impiegato dell'anagrafe si mettesse ogni tanto anche un agente di polizia locale che sia un po' specializzato sui falsi documentali e desse un'occhiata ai passaporti che arrivano per l'iscrizione anagrafica dai paesi più disparati, si potrebbe già fare un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda le richieste di iscrizione anagrafiche fatte da cittadini sedicenti o realmente provenienti da paesi dell'est, che circolano molto facilmente con dei documenti completamente falsi e molto facilmente ottengono dei documenti buonissimi da parte nostra. Questo è, ad esempio, scusate la cacofonia, è un esempio chiaro, molto semplice di come con pochissimo sforzo, un po' di formazione, un po' di impegno, si possono fare delle grandissime cose, anche nei comuni micro, con tutte le cose che abbiamo da fare, mille cose, mille leggi, mille compiti, mille funzioni, dal divieto di sosta fino al controllo delle slot, delle videolotterie, di mezzo c'è tutto un mondo. Come facciamo a fare tutto bene? Tutto bene non si fa, bisogna scegliere cosa fare, bisogna avere il coraggio di scegliere che cosa fare. Vi ho detto due cose che vorrei vi restassero fissate: la curiosità, la capacità di gestire le informazioni che già abbiamo a disposizione. Ce ne daranno altre, quando arriveranno ci penseremo. Adesso penso ad utilizzare meglio quelle che ho, anche perché il paradosso è che gli organi investigativi dello Stato fanno a gara per avere le nostre stesse informazioni. Noi ce le abbiamo e non le usiamo.